Siamo qui con Alessandro Elia, autore di una doppietta oggi che ha permesso al Villafranca di battere il Vigasio. Adesso ti faccio arrabbiare, Alessandro. Si dice che il primo gol sia stato un colpo di fortuna. Tu cosa ne dici? Racconta un po' com'è stato. Guarda, io l'ho rivisto poco fa e ti dico, l'ho voluto anche rivedere perché a me piace essere anche abbastanza onesto e nei confronti miei soprattutto, e poi in giudizio in generale. Dico, per me non è stato un gol fortuito perché la palla sono andato a impattarla nel momento in cui rimbalzava alta e se la prendevo secca per secca avrebbe fatto un'altra traiettoria. Ho cercato di colpirla in quel modo lì per scavalcare il portiere, perché il portiere è anche fuori dai pali. Ovviamente sono stato abbastanza agevolato dalla traiettoria che la palla ha assunto, anche per il vento e tutto quanto, però la palla andava colpita così e alla fine è andata lì dove doveva andare. Beh, esordio con doppietta, Alessandro, questo Villafranca cinico che porta a casa i 3 punti. Sì, Come l'hai visto? Sono contento, sono veramente contento, a parte i primi 20 minuti, un quarto d'ora dove siamo andati sinceramente in difficoltà perché loro sono molto bravi in mezzo al campo e si cambiavano spesso la posizione, anche noi non riuscivamo a trovare le misure. Poi vabbè, dovevamo essere forse un po' più cinici, un po' più concreti nelle ripartenze che abbiamo avuto nel primo tempo, prima del gol e anche dopo il gol. Però le squadre devono saper soffrire, noi abbiamo saputo soffrire, sono contento dei miei compagni, sono contento della prestazione che hanno fatto tutti quanti e meglio di così non si poteva. Bene, complimenti Alessandro e buon campionato. Grazie. Grazie. Grazie a te.